Sicuramente paghiamo lo scotto di 2 anni di pandemia che hanno profondamente segnato le nostre imprese, che in molti casi abbiamo dovuto girare come un calzino più volte, però ad oggi i dati vanno interpretati sicuramente con la difficoltà di un contesto che è complesso e che è molto difficile apparentemente da superare, ma va contestualizzato in un clima di fiducia. Siamo alle porte di una stagione turistica che già nell'inizio di questo secondo trimestre, nelle scorse settimane, ha dato i suoi primi importanti segnali e quindi i dati che oggi presentiamo vanno sicuramente integrati con quelle che sono state le settimane nel clima pasquale dei megaponti del 25 aprile e 1 maggio. Fiducia che serve necessariamente per rafforzare quella volontà di mantenere gli investimenti che lo abbiamo visto dall'osservatorio e anche per il mantenimento dei posti di lavoro, che sono sicuramente degli elementi positivi, oltre al fatto che la provincia di Treviso comunque evidenzia degli importanti dati che sono leggermente al di sopra della media del dato nazionale. L'osservatorio ormai è diventato un appuntamento trimestrale importante per l'economia del terziario di Treviso. Sono oltre 800 imprese che vengono intervistate, imprese del commercio al dettaglio, all'ingrosso, imprese dei servizi, pubblici esercizi e alberghi, che danno la loro opinione su quella che è il clima di fiducia che si respira, così importante soprattutto in questo periodo di crisi dovuta alla guerra, del quale non se ne sentiva il bisogno, e poi sull'andamento dei principali indicatori di attività economica. Treviso, le imprese di Treviso del terziario in qualche modo tengono, lo si vede anche dai ricavi che nonostante la riduzione del clima di fiducia, e che era assolutamente prevedibile dati gli avvenimenti, però in qualche modo i ricavi tengono. La Pasqua è andata bene, abbiamo avuto quell'aumento delle presenze, dei ricavi che ci si aspettava all'inizio dell'anno, si tiene sul fronte dell'occupazione e si tiene anche sulla capacità di far fronte al proprio fabbisogno finanziario, quindi in qualche modo le imprese stanno andando avanti, guardano al futuro necessariamente con la preoccupazione intelligente di chi si rende conto che stiamo vivendo un momento complicato, però è bello vedere come qui a Treviso, a parte che gli indicatori economici sono comunque sempre superiori rispetto allo stesso dato che noi rileviamo a livello nazionale presso un analogo imprese del terziario, è bello vedere che le imprese di Treviso, nonostante le difficoltà, soltanto il 2% ha intenzione di ridurre gli organici e praticamente quasi nessuna impresa ha intenzione di ridurre gli investimenti che aveva già programmato o quelli in essere, quindi in qualche modo si guarda al futuro con la necessaria prudenza ma anche senza nessun atteggiamento di lasciarsi andare. Essere a fianco a Confcommercio è abbastanza normale per noi, perché tutte le associazioni del territorio, che siano esse di artigiani, commercianti o tutto il settore del terziario, dobbiamo essere, perché è il nostro interlocutore. Noi copriamo la stessa realtà che coprono queste associazioni. Oggi Confcommercio ha messo in piedi questa ricerca di dati che ci ha permesso anche di aiutare il settore terziario, fa un'analisi per capire che questi investimenti siano corretti. Queste analisi poi andiamo a vederli a distanza di qualche mese, perché ci siamo già visti nel mese di febbraio. Oggi nel mese di maggio vediamo che la fiducia rimane ancora molto alta, nonostante sia cambiato lo scenario tra pandemia e fine pandemia, però inizio anche di quella che è una guerra che ci è molto vicina. Questa cosa potrebbe portare a mancare l'occupazione, cose del genere, invece si vede che l'occupazione è ancora molto buona, la voglia di tenere l'organico anche. Lo stesso nostro istituto addirittura ha aumentato il numero degli addetti, anche grazie ai bellissimi numeri che abbiamo fatto nel 2021 con 21 milioni e 500 mila euro di utile, e abbiamo messo a disposizione per il 2022 3 milioni a titolo liberale, beneficenza per le associazioni, per tutti quello scopo che sicuramente ludico e è necessario per quella che è la socialità della gente. È la tipicità poi del nostro istituto, quindi avere a fianco dei dati che contribuiamo per ottenerli attraverso l'associazione e poi metterli a disposizione per tutto il settore del terziario, diventano poi utili a noi nel capire che l'erogazione, che anche in questi trimestri è andata molto bene, abbiamo saputo mantenere un alto livello di erogazione del credito, non ha cambiato lo scenario, anche se il sottostante scenario è molto delicato. Deve essere governato i processi grazie alle associazioni, alle banche e alle imprese, e noi tutti dobbiamo dialogare insieme.